Buonasera a tutti, ai telespettatori di Network TV 872 del digitale terrestre e anche le persone che ci seguiranno sui nostri canali social, Pantheon e Verona Network. Questa sera parliamo del settore Horeca che si appresta a ripartire. Sembra che il 18 di maggio riapra un po' tutto, ma vi presento subito gli ospiti che sono in collegamento con noi. Abbiamo Pietro Marcato, presidente del settore alimentare di Confindustria, Apindustria Confimi Verona, e poi Gabriele Ferron, ambasciatore del riso e imprenditore oltre che chef, e udite udite, collegato direttamente dalla Camera dei Deputati anche l'onorevole Ciro Maschio, che ci sta sentendo, è in piena votazione per dei provvedimenti che riguardano il Covid, e poi ci aggiornerà su questo. Allora, partiamo da Apindustria Confimi Verona, partiamo da Pietro Marcato, perché il settore Horeca è un settore, come dicevamo, che sta ripartendo alla luce di questo incontro che c'è stato tra i presidenti di regione e il governo proprio ieri sera. Oggi Zaia ha comunicato che il Veneto è pronto a riaprire, quindi ripartiranno bar, ristoranti, attività al dettaglio. E di cosa stiamo parlando, Pietro Marcato, quando parliamo di settore Horeca? Allora, il settore Horeca, questo è un acronimo, no? È un acronimo internazionale. Horeca significa hotel, restaurant e catering. Quindi praticamente inquadriamo in questo settore tutto il consumo dei prodotti fuori casa agroalimentari, che è un consumo che è molto 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 importante e in crescita in questo periodo. È un settore che vale oggi circa il 24,7% dell'intero consumo di prodotti alimentari a livello nazionale. È un settore, tra l'altro, che in questi ultimi 2 anni è cresciuto ancora nettamente, sia in quantità che in qualità. Quindi esistono in questo settore, in tutta la filiera, una moltitudine di aziende, dalla produzione dell'agroalimentare alla trasformazione, alla vendita e quindi successivamente al consumo di questi prodotti, che rappresentano un settore che vale circa 2 milioni di operatori. È un settore molto attivo, un settore che tratta in particolar modo qualità agroalimentari, un settore molto molto specifico che raggruppa diversi filoni all'interno, quindi il settore delle bevande, il settore dell'ortofrutta, il settore dell'alimentare in genere. Bene, questo settore praticamente era, come dicevo prima, era un settore spumeggiante, un settore molto vivace, che a febbraio, come ben sappiamo, a un certo punto ha dovuto tirar giù la serranda e chiudere i battenti in attesa di eventi. Detto questo, nel nostro settore in Confimi noi rappresentiamo le PMI alimentari, quindi rappresentiamo particolarmente più il settore della trasformazione alimentare. Molte di queste aziende sono aziende che comunque hanno anche una valenza di produzione e distribuzione nei supermercati, quindi nella distribuzione moderna, e quindi sono aziende che in un certo senso hanno potuto continuare parte della loro attività perché lavorano appunto nella distribuzione moderna. La distribuzione moderna però è un settore dove è prevalente la grande azienda agroalimentare, le multinazionali, aziende che hanno delle strutture e delle organizzazioni ben diverse dalle PMI. Quindi ho potuto registrare in questo periodo, parlando con i miei amici produttori, tanti disagi e tante preoccupazioni. La grande notizia è che si sta per aprire. Aprire non significa comunque aprire come prima, tornare a produrre e a lavorare come prima, perché, come diremo a breve, immagino, il settore riaprirà con tanti problemi. Il distanziamento, la protezione da questo incredibile e aggressivo virus, che non permetterà sicuramente ai ristoratori di portare nei loro ristoranti le persone che avevano precedentemente a questa situazione al virus.
tra l'altro, Marcato, prevedete diciamo una perdita, un crollo degli ordinativi importante a causa di questa pandemia, e ricordiamo che questi sono dati anche che sono stati divulgati proprio da un comunicato stampa anche di Apindustria Confini. Insomma, da dopo Pasqua si registra anche un calo delle vendite. Questi sono dati Nielsen riportati, quindi maggiormente colpito il comparto della drogheria alimentare. Vediamo qui delle percentuali, diminuzione delle bevande, prodotti freschi e non solo. Insomma, ci sarà da fare i conti con un mercato che non sarà più lo stesso. Allora, ci sono tanti dati che girano in questo momento nel settore e che mi preoccupano un po'. Leggevo uno studio dell'INAIL per quanto riguarda la gestione appunto dei clienti, delle avventure all'interno del ristorante, e questo studio dell'INAIL, che è arrivato online soltanto poche ore fa, parla di un calo del 30% del business del fuori casa nelle ultime settimane di aprile. Allora voi mi capite che noi parliamo delle ultime settimane di aprile, quando l'Horeca e la ristorazione era completamente chiusa. Che l'INAIL ci dica in questo momento che il calo è stato del 30% mi sembra francamente incredibile e non corretto, perché il calo a me risulta essere del 95% nel periodo in cui la ristorazione era completamente chiusa, è rimasto solo aperto un po' di ristorazione collettiva. Detto questo, i dati che lei citava prima sono dati relativi ai supermercati e sono dati che riflettono le vendite del dopo Pasqua. Dopo Pasqua, dopo che i nostri consumatori hanno praticamente acquistato quantità incredibili di prodotti di prima necessità, c'è stato proprio un cambio un cambio di marcia. Hanno cominciato a non comprare più i prodotti che compravano normalmente, tant'è vero che cito un calo, Nielsen cita un calo molto importante appunto di queste della drogheria, cita un caso molto importante per quanto riguarda la diminuzione del consumo di pasta fresca. Quindi anche nei supermercati in questo momento ci sono dei problemi. Ancora oggi stanno lavorando alcuni settori come la pasta secca, come il riso, come le farine, come l'acqua, anche il vino in un certo senso, ma soltanto il vino da primo prezzo, mentre invece sono crollati tutti degli altri prodotti come il vino di qualità, come il vino di livello medio-alto, o tutta una serie di prodotti, piatti pronti, tutti gli affettati hanno un calo molto 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 importante, mentre naturalmente per quanto riguarda il consumo fuori casa siamo ancora al palo. Posso registrare però in questo momento, io sono un produttore di generi alimentari e sono anche all'interno della mia azienda una persona che è in contatto, sono un commerciale, in contatto con la clientela estera. Bene, stiamo registrando i primi arrivi dei primi ordinativi dalla fine di febbraio dal continente, quindi dall'Europa e anche da fuori Europa. Si sta risvegliando. Come e quando è ancora presto a dirlo, però si sta risvegliando. Grazie. Gabriele Ferron diceva Marcato che la riseria insomma sta lavorando. Sta lavorando, immagino, no, per la produzione, ma che mesi sono stati questi di emergenza Covid per voi e che tipo di considerazioni state facendo all'interno della vostra realtà su quello che è il futuro, un po' almeno dei prossimi mesi, delle prossime settimane, alla luce anche di questa riapertura che insomma tutti auspicano avvenga il 18 di maggio? Ma noi, diciamo, egoisticamente parlando, dobbiamo essere contenti. Contenti perché il consumo del riso ha avuto un incremento non indifferente, avendo i dati degli anni precedenti, quest'anno un 25-30% in più di riso rispetto agli altri anni. È chiaro però che noi, avendo una vecchia pila storica vincolata dalla Sovrintendenza delle Belle Arti, monumento che viene visitato da scolaresche e da stranieri, ma veramente tanti, e noi quest'anno abbiamo avuto uno stop di circa 6.500-7.000 unità che sarebbero venute a visitare la pila, di conseguenza ristorazione, di conseguenza tutto un indotto straordinario legato a questa vecchia pila. Il riso, viva Dio, ha avuto dei buoni incrementi. L'Australia ha fatto degli ordini che non erano mai stati previsti in questa stagione, ma li ha fatti in funzione
dei trasporti. L'importatore aveva timore che le navi non potessero partire, diciamo, dall'Italia. Ed ecco che allora abbiamo avuto anche lì un incremento di lavoro abbastanza interessante. Ma dopo è aumentato il lavoro nella distribuzione organizzata a supermercati che hanno ordinato sempre di più. Perché? Perché il consumatore, invece di andare al ristorante, chiaramente che non poteva, ha fatto ristorante a casa, si è cucinato, ha avuto anche il piacere di imparare a cucinare, e questo è stato una bella scoperta, perché vuol dire che la gente si organizza, ha il piacere di cucinare in famiglia, e per quello che ci riguarda, diciamo, siamo andati bene. Ecco, mi dispiace chiaramente per la ristorazione, perché anche noi stiamo servendo tantissimi ristoranti anche all'estero, e ho gli importatori arrabbiati e demoralizzati, soprattutto perché ristoranti chiusi dove venivano consumati chili e chili di riso oggigiorno sono ancora fermi da febbraio. Ecco, come ripartire? Io credo che la ristorazione debba garantire all'acquirente, al commensale, tutte quelle norme di sicurezza igieniche e sanitarie che gli permettono di andare al ristorante serenamente, senza avere il timore che il cuoco non abbia la mascherina, che il cuoco non abbia purificato le mani e i piani di lavoro, che i camerieri non siano all'altezza di questa ripresa. Ecco, noi dobbiamo impegnarci per far sì che il consumatore ritorni nella ristorazione. È chiaro però che il turismo estero, quello lo vedremo l'anno prossimo. Grazie Ferro. Grazie sì. Ferro. Fermiamoci un attimo qui, passo la parola velocemente a Riccardo Corsato, anche se Ciro Maschio mi faccia il segno con la testa, può pazientare ancora un attimo. Diamo parola a Corsato, vuole intervenire subito perché so che tra poco dovrà uscire dall'aula. Pazientiamo ancora un attimo, va bene. Allora, Riccardo Corsato, lei... Buonasera a tutti. Benvenuto, l'abbiamo convocata perché lei rappresenta anche un settore, quello del banqueting, di cui si parla veramente poco, e però alla pari di altri settori come quello della ristorazione che ha citato prima Ferron e altri settori come ricordati dal presidente Marcato sono in estrema difficoltà, perché venendo a mancare eventi, matrimoni, qualsiasi tipo di congresso, e quindi voi che tipo di riflessioni state facendo in questo momento? Aspettate anche voi, immaginiamo, delle linee guida chiare da parte del governo per poter ripartire. Allora, buonasera a tutti. Intanto sicuramente sì, stiamo attendendo che il governo detti delle regole, insomma, in quanto che ci diano la possibilità di cominciare. Al 18 in teoria anche noi potremmo iniziare, ma non sappiamo come fare, quindi ci stiamo organizzando ovviamente per la pulizia dell'azienda, abbiamo fatto le varie protocollo sanitario, l'abbiamo fatto, siamo già pronti, abbiamo già dei ragazzi che stiamo producendo, perché ovviamente il lavoro cambierà non solo nel non fare feste, perché quest'anno è molto compromesso, chi parlava del 50% mi viene da ridere, perché ad oggi secondo me avremo un danno che minimo sfiorerà un 70% del fatturato, insomma, ecco, dell'anno scorso, e quindi sicuramente non è così facile, insomma, ecco. Avete condiviso con i vostri collaboratori, insomma, alcune idee per la riapertura, per la ripartenza? Avete detto, insomma, che un piano sicurezza un po' ce l'avete in testa. È chiaro che bisogna vedere se il mercato poi risponderà alle sollecitazioni, a questa riapertura prevista. Insomma, servirà un po' di tempo, però insomma, si riparte. Questo è il messaggio che vogliamo dare stasera, anche perché, insomma... Sicuramente. Fare festa bisogna, divertirsi è un piacere, e noi facciamo parte di quel mondo, insomma, il mondo degli eventi, il mondo di divertirsi e di far star bene le persone, farsi ricordare un evento importante e quant'altro.
Noi siamo dell'Associazione Nazionale Banqueting, che è nata tra l'altro da un paio di anni a questa parte. Siamo promotori di questa associazione che si sta impegnando al massimo nel fronte di parlare con il governo insieme alla Federazione Italiana FIP, che insomma racchiude bene o male tutta la ristorazione. Sicuramente non è facile parlare con queste persone che da Roma non ci danno così grande ascolto. Confidiamo e speriamo che in questi giorni, che un po' la macchina si è mossa nel far capire che il settore è veramente molto compromesso, che ci siano degli sviluppi. Per il momento, insomma, noi comunque siamo molto fiduciosi, abbiamo tenuto in stand-by dei matrimoni di settembre, cerchiamo di essere positivi con i clienti, perché non c'è altro che dare negatività a quei giovani ragazzi che si stanno sposando, giovani come me, che mi trovo a spiegargli che il suo matrimonio lo dobbiamo portare l'anno prossimo, e in una situazione insomma che anche loro in reale, insomma, ecco, che non credono neanche. Perfetto, grazie Riccardo. Dovrebbe rientrare proprio a secondi Ciro Maschio, che come vedete insomma ci sta seguendo da Montecitorio, proprio dall'aula parlamentare, dalla sede della Camera dei Deputati. Stanno votando dei provvedimenti proprio in merito all'emergenza Covid, dovrebbe collegarsi tra qualche minuto. Ricordo che l'onorevole Maschio ha partecipato, diciamo, a qualche manifestazione anche in favore dei ristoranti e dei ristoratori che protestavano, ma non solo, anche con, diciamo, gli artigiani che chiedevano questa riapertura anticipata rispetto al 1° giugno. Mi riferisco in particolare anche a tutto il settore dei parrucchieri, dei barbieri, dei centri estetici, altro settore insieme alla ristorazione penalizzato. Ecco, si è collegato, vediamo se riusciamo a strappare una battuta. Ci sarà un po' di confusione di sottofondo, avverto subito le persone che ci seguiranno da casa, ma sentiamo. Eccoci, onorevole Maschio, parola a lei. Dicevamo, c'è un settore che chiede attenzione. Il Parlamento sta facendo qualcosa a tale riguardo? Guardi, più che il Parlamento, il governo in questo momento sta facendo troppo poco per questo settore, e noi in Parlamento e assieme a tutte le regioni stiamo cercando di premere con la massima forza possibile per far capire al governo la gravità e l'urgenza di questa situazione. Fa male vedere le nostre eccellenze, che sono le eccellenze anche del nostro Made in Italy nel mondo, e il settore alimentare e enogastronomico legato poi all'ospitalità del nostro territorio ne è una delle punte di diamante di cui siamo particolarmente orgogliosi nella nostra provincia e non solo. Ha una necessità assoluta di misure immediate, quindi stiamo spingendo al massimo. Il concetto su cui anche noi abbiamo insistito molto a livello parlamentare, anche con Giorgia Meloni e con tutti i nostri deputati, è che non si può più discriminare per codici Ateco, ma si deve semplicemente dare dei protocolli chiari, possibilità misure di sostegno che consentano anche alle attività di adeguarsi non totalmente a proprie spese, ma anche con un supporto da parte dello Stato che ha posto questi vincoli. E si deve dire semplicemente che chi è in grado di rispettare queste norme deve poter riaprire. Chi non è in grado... È chiaro, si è frizzato un attimo. Perché deve fare delle scelte Attendiamo ancora un attimo. Allora, capite bene che siamo all'interno di un'aula parlamentare con dei collegamenti, con dei limiti anche un po' di connettività, probabilmente tante persone collegate, però eccoci, è tornato il collegamento. L'abbiamo sentita comunque, onorevole. Se vuole concludere il discorso. Bene, noi siamo in piena... Sì, siamo in piena fase di votazione, quindi faccio fatica anch'io anche a sentirvi perché siamo proprio in aula durante i lavori, ma vi confermo il nostro totale sostegno al settore Horeca e
continuiamo a stare aggiornati e a combattere con emendamenti proposti per cercare di dare una mano a un settore che è per noi di importanza fondamentale. Quindi vi ringrazio per quello che state facendo, non mollate e noi facciamo altrettanto. Grazie onorevole, buon lavoro. Perfetto. Grazie. Benissimo, avanti così. Grazie mille. Grazie. Allora, Grazie. ringraziamo l'onorevole Maschio che insomma in un momento di pausa si è collegato con noi da Montecitorio. Avete capito insomma che si sta lavorando, tutto l'arco parlamentare sta cercando di trovare delle soluzioni per un'emergenza imprevista, imprevedibile assolutamente, e tornerei a questo punto da Pietro Marcato. Come Apindustria, diciamo, sono anche il presidente stesso della Bella, ha avanzato delle richieste ovviamente alle istituzioni. Sicuramente c'è una semplificazione anche della burocrazia e ovviamente è stato rimarcato più di una volta anche il tema della liquidità, quindi le banche in particolare sono state tirate in ballo anche per una collaborazione. Per quanto riguarda il suo osservatorio, quindi il settore alimentare, c'è questa criticità legata alla liquidità in questo momento? Allora, tenete presente che questa situazione è stata un fulmine a ciel sereno. L'Italia non brilla in questo momento di aziende che abbiano una forte capitalizzazione. Noi italiani siamo un po' più veloci nel muoversi, veloci nel cambiare assetti. Non abbiamo mediamente le nostre PMI aziende che abbiano questa grande capitalizzazione. Bene, questo fulmine a ciel sereno è arrivato, ha bloccato praticamente tutti i crediti che noi avevamo, io parlo di aziende alimentari, nei confronti dei nostri clienti, e ha creato un grande problema di liquidità. Questo grande problema di liquidità il governo sta cercando di affrontarlo. Devo registrare però, sempre sentendo la nostra filiera, sto sentendo una certa rigidità dal sistema bancario e anche in questo momento una difficoltà veramente ad accedere al credito. Solo poche aziende sono riuscite ad arrivare, però sono gocce. Tenete presente che si parla di milioni di euro per azienda, quindi voi mi capite che quando parlano di 25.000 euro, quando si parla della possibilità di arrivare fino a 250.000 euro di sostegno, chiaramente non di contributi a fondo perduto, ma in ogni caso di sostegni dati dalle banche, che poi devono essere pagati comunque negli anni successivi dall'azienda, quindi sono soltanto dei mutui, meramente dei mutui, sono cifre che non sono sufficienti in questo momento per sostenere un'azienda che mediamente non abbia una grande capitalizzazione. Quindi io ho sentito in questo momento il grido d'allarme e di tensione da parte di molte delle nostre aziende che, a differenza del mio caro amico Gabriele, in questo momento si trovate completamente penalizzate perché sono al di fuori di questi generi, di questo pacchetto di generi di prima necessità, diciamo così. E oltre a questo c'è un altro problema, l'altro problema che devo in ogni caso sottolineare, come diceva Riccardo Corsato, che ci mancano anche in questo momento, a pochissimi giorni dalle riaperture dei nostri clienti, che sono i nostri ristoratori, delle indicazioni del governo chiare. Io ancora leggevo prima appunto questo comunicato fatto dall'INAIL su queste prime norme nella gestione degli spazi all'interno dei ristoranti, dove si parla dei 4 metri quadri, dove si parla della sanificazione, ma sono norme a parte molto generiche, ma se applicate come parla l'INAIL, significa di ridurre il 75% dei posti, non tenerli il 75%, ridurre il 75% dei posti per la stragrande maggioranza dei ristoranti. Ora un ristorante che è abituato a lavorare con un certo volume di avventori, che ha un certo tipo di costi e un certo numero di personale, con queste cifre secondo me resta in piedi un mese o due e dopo è costretto a chiudere. Quindi c'è un problema di pragmatismo e di trovare delle scelte che trovi un equilibrio tra emergenza Covid e in ogni caso emergenza economica. Emergenza economica, se no non ne veniamo fuori. Si parla di 4 metri quadrati per persona, insomma, immaginiamo i tanti ristoranti anche del centro storico o altri ristoranti che hanno dimensioni molto limitate, chiaro, bisogna far quadrare anche i conti.
torneremo magari anche su questo discorso. Gabriele Ferron, mi piaceva una sua definizione, che è questa: nella caotica società odierna tendiamo a non soffermarci più ad assaporare ciò che mangiamo, no? Mancheranno i turisti stranieri in questa stagione, sicuramente. Potrebbe essere l'occasione per far riscoprire, attraverso anche un po' di comunicazione, il piacere del cibo sano, e di fare una grande campagna, magari unendo le forze, per far riscoprire non solo ai veronesi, ma anche alle persone italiane, la cucina italiana, il gusto italiano. Cerchiamo di salvare questa crisi anche puntando magari su nuove strategie in questo senso. Ma io sono convinto, però io credo che l'avventore, vista questa esperienza della cucina fatta in casa e il piacere di cucinare per i propri familiari, sia un qualcosa di straordinario, di veramente piacevole. Perciò io credo che il consumatore italiano non andrà fuori al ristorante subito, e non avendo neanche il turista, la vedo abbastanza buia la storia. Ecco, perciò io dico, diamo sempre più garanzie di prodotti di altissima qualità al consumatore, diamo delle indicazioni anche di come usare i prodotti di alta qualità, perché a volte è facile con un prodotto di alta qualità fare un piatto mediocre, invece dobbiamo cogliere il 100% dell'eccellenza italiana per far sì che il consumatore privato riesca a divertirsi. E piano piano è chiaro che in questo momento la ristorazione sta soffrendo e soffrirà ancora minimo per tutto quest'anno. A me veramente fa piangere il cuore, perché 2 ristoranti che abbiamo chiuso, chiaramente, dove facevamo tutto a base di riso, quella per noi è una perdita non indifferente. Ci siamo adoperati per seguire le normative. Proprio ieri sono venuti a farci visita quelli dell'ULSS, quelli della sanità. Hanno trovato tutto quanto in ordine e ci hanno dato conforto sotto questo profilo. Però, come ripeto, per quest'anno io credo che il consumatore italiano nella ristorazione si muoverà con i piedi di piombo, anche perché, l'avete detto, lo hanno detto i giornali, non sono state pagate determinate cose, dei contributi non sono arrivati, la gente, abbiamo visto, va così a impegnare l'anello, l'orologio. Questo è un segnale abbastanza triste, diciamo. Grazie Ferron, passo un attimo la parola a Corsato, poi faremo l'ultimo giro. Corsato, lei è abituato a prendere il metro, a misurare le distanze, ovviamente ad apparecchiare diciamo i tavoli per i commensali. È realistico pensare a 4 metri quadrati per ogni commensale all'interno di un ristorante, di un locale, di un'attività, di un locale chiuso, di una location, insomma, queste misure devono ancora arrivare, l'abbiamo detto, però ci sarà veramente da fare i conti sugli spazi e sulla capienza dei locali, che evidentemente genererà un rapporto anche economico. Allora, sicuramente ne gioveranno chi ha le sale più importanti, i ristoranti dove hanno capienze numerose, potranno aprire con una capacità magari fino a un 30-40 coperti in base alle metrature. Di certo i ristoranti, mi vedo, del centro storico, è meglio che tengano giù la serranda, in segno sia di protesta, ma anche per livello economico non gli converrebbe neanche tenere aperto, perché se avevano già prima 25 coperti se ne troverebbero 5, quindi non so quanto valga la pena aprire un ristorante. Un settore ben purtroppo massacrato, perché questo non è niente l'inizio di essere stati chiusi 2 mesi, ma da qua a un anno vedremo poi i veri problemi per la ristorazione. Per quanto concerne il nostro settore invece, che è il banqueting
voglio dire, ci sono location che potrebbero anche mantenere gli spazi, possiamo pensare a una Guardia, andare là e fare un evento per 100 persone, magari lo spazio anche per garantire la sicurezza ci sarebbe, ma i 4 metri li vedo veramente una cosa troppo, cioè, hanno fatto una valutazione secondo me un po' troppo ampia, insomma dovrebbero un attimino rivederla e capire anche che non siamo dei delinquenti, ma siamo delle persone che amano il proprio lavoro, e la sicurezza per noi è la prima cosa, prima per il nostro personale che andremo ad operare per fare il banchetto o il ristoratore che prende il cameriere, e per seconda cosa per il nostro clientela, perché sicuramente è nostro interesse tutelarli e dare un ambiente sanificato in sicurezza, ma non di certo possiamo permetterci 4 metri, insomma, ecco, lì purtroppo, sai, l'aspetto sanitario è una cosa, l'aspetto pratico di tutti i giorni è un'altra. E poi ecco una cosa che non se ne parla molto e che io ne ribadisco sempre, è questo aspetto penale poi, che poi ci vorrebbero far diventare gli sceriffi della situazione. Cioè noi dovremmo essere quelli che anche dopo aver lavorato, stando lì 14 ore, tutto quanto, dovremmo anche essere il controllore di uno che sposta una sedia e dà il bacio alla propria fidanzata o si mette a fianco perché lui vuole stare a fianco al suo amico, e dovremmo essere così. È difficile, è un problema che non è da sottovalutare, insomma, ecco. Quindi sicuramente le distanze saremo bravi a controllare, a far rispettare le regole, ma di certo non possiamo essere anche perseguiti penalmente, insomma questa è un'altra idiozia che secondo me va rivista a livello parlamentare, insomma, ecco. Grazie. Poi noi siamo carichi, positivi e faremo le feste, questo per me è importante, lo dico sempre, abbiamo già una lista di clienti che ci hanno chiamato che vorrebbero fare compleanni, feste, festine, ma per il momento io ho detto dobbiamo attendere questo regolamento per poi capire se potremo fare. Quindi però non c'è un'idea su un'ipotetica data in cui si potrebbe ripartire, insomma, al di là del 18 non c'è, perché nel senso dovranno ripartire contestualmente gli eventi, cioè siamo lì, non è una questione, no, di data istituzionale ufficializzata, è una questione di rimettere in moto un intero comparto. Marcato, torniamo da lei, siamo nel giro finale. Diciamo, come Apindustria Confimi, cosa state dicendo ai vostri associati? In che modo siete vicini a loro in questo momento di difficoltà, e soprattutto cosa immagina per il futuro, cosa auspica per il futuro? In maniera molto serena, nel senso che è chiaro che bisogna fare un'analisi realistica, purtroppo, però sempre con un pizzico di ottimismo, no? Certo, però chi mi conosce sa che sono una persona decisamente pragmatica. Dunque la situazione è estremamente difficile. Quello che noi stiamo facendo, e penso che lo stiamo facendo anche abbastanza bene, è quello tutti i giorni di tenere informati i nostri associati API delle problematiche che ci sono nei vari settori, perché chiaramente API è un confederazione che solo a Verona vanta quasi 900 iscritti di tanti settori, dal settore del mobile, dal settore dei marmi al settore della meccanica e chiaramente al settore agroalimentare. Quindi noi abbiamo gestito anche all'interno del nostro sito internet tutto un settore che serve proprio per dare informazioni puntuali, precise ai nostri associati. Bene, i nostri associati stanno cominciando a lavorare, la maggior parte delle aziende ha ripreso, è entrata in funzione seguendo tutte le indicazioni governative, con molta apprensione, perché sappiamo benissimo cosa sta succedendo nel mondo e che in questo momento ci stiamo ancora combattendo con questo nemico non tanto invisibile ma anche tremendo e spietato. Cosa mi auguro? Io penso che la situazione in questo momento sarà estremamente difficile per tutto l'anno, mi auguro che al più presto qualcuno si alzi un giorno e ci dica finalmente ho trovato un vaccino. Noi possiamo combattere il virus con un vaccino, e che questo vaccino nel giro ragionevole di qualche mese possa essere messo a disposizione della popolazione. In questa situazione, con il metro in mano per trovare gli spazi, i 4 metri, o con il blocco di tutti gli eventi e di tutte le attività, il blocco delle fiere, il blocco di tutta una miriade di altre situazioni che sosteneva comunque il lavoro dell'Italia, io vedo in questo momento un passaggio, siamo in mezzo al guado,
siamo riusciti in qualche maniera a combattere, a rintuzzare la prima ondata di questo virus. Sappiamo che probabilmente ne arriveranno delle altre e probabilmente ne potrebbero arrivare anche a breve. In questo momento dobbiamo solo lottare, combattere, tenere aperte le nostre aziende. Noi come API saremo sempre più vicini alle nostre aziende per permettere di combattere al meglio, in attesa finalmente di questa grande notizia. Penso che questo sia la notizia che può finalmente rasserenarci. Grazie Pietro Marcato. Ferron, un altro settore, insomma, lei vive o comunque ha l'attività Isola della Scala. Sappiamo che a Isola si svolge, diciamo, una delle fiere più importanti al mondo che riguardano il riso. Insomma, anche questo è un settore che risentirà purtroppo di questa emergenza. Anche le fiere dovranno essere un po' ridimensionate purtroppo a tutti i livelli e per qualsiasi settore. A Isola della Scala cosa si dice a tal proposito? Abbiamo fatto una riunione come consorzio del riso proprio 2 giorni fa e tutti hanno detto rimandiamo e quest'anno la sospendiamo. Io ho detto parliamone quantomeno con l'amministrazione, con l'ente fiera e vediamo un po'. Il 2 giugno avremo una risposta da parte della regione e da parte dello Stato per capire in quali spazi dobbiamo muoverci. Certo è che con queste misure che abbiamo appena discusso in questi momenti non la vedo una cosa fattibile la Fiera del Riso, dove in una giornata si mettevano in un capannone anche 6-7 mila persone, diciamo, nello stesso momento. Potete immaginare che lì ci sono 10 persone ogni 4 metri quadrati, perché diventa una cosa incredibile. A questo punto io dico distribuiamo il consumatore che vuole venire a Isola della Scala nella ristorazione per quello che può fare, perché chiaramente non saranno i numeri degli anni scorsi e sarà una cosa sottotono, perché ci impongono di fare così. Noi ce la mettiamo tutta, noi seguiremo le direttive, le linee guida, seguiremo le distanze, le sanificazioni, tutto quello che si può fare, perché credo che abbiamo dimostrato serietà e capacità di gestione di una manifestazione così grossa. Ecco, mi auguro che per settembre si possa fare qualcosa, però ho un po' dei dubbi. Grazie Ferron. Corsato, chiudiamo, insomma, un auspicio, un augurio per il futuro. Ma sicuramente un augurio a tutti di riprendere al meglio le proprie attività, ma soprattutto di portare e trasmettere ai clienti e a tutte queste persone di tornare a divertirsi, perché adesso hanno ancora un po' di terrore e questa cosa blocca tutto il sistema, blocca la vendita di qualsiasi tipo di prodotto. Quindi il mio auspicio è: veniamo a far festa, prenotate, divertitevi, andate al ristorante, che il Covid lo dobbiamo combattere noi, non dobbiamo farci combattere dal Covid, secondo il mio parere. Insomma, ecco, io sono sempre molto positivo e quindi evviva le feste, gli eventi siamo noi, avanti tutta. Ecco, certo. Giusto, no, Gabriele, avanti tutta. Vi lascio un po' di spazio per voi. Un bicchiere di amarone, io credo che il Covid, non voglio più sentirne parlare di questa pandemia e di questo virus. Parliamo della buona cucina, del buon vino e del piacere di stare assieme. Della buona grappa di Marcato, insomma, bisogna divertirci come eravamo capaci, come lo siamo ancora, secondo me, e bisogna trasmettere questa positività in quelle persone che hanno leggermente un po' paura. Dobbiamo trasmettere che il Covid se ne sta andando, nel rispettare le regole, per carità, ma dobbiamo divertirci. Avanti tutta. C'è anche un utente che ha usato un linguaggio un po' colorito, ma diciamo lo pubblichiamo lo stesso. Insomma, se fossimo obbligati ad aspettare il vaccino, arrivasse insomma anche a settembre, saremmo un po' fregati, perché il blocco degli eventi ovviamente bloccherebbe un intero comparto con perdite milionarie e quindi anche con conseguenze occupazionali, un po' quello che ha ricordato quello che ci siamo detti. Marcato prima, per cui insomma bisogna essere realisti. E quindi questo Matteo Lovato si augura giustamente, come tutti, che
entro giugno-luglio, insomma, si debba sbloccare questo settore degli eventi che chiaramente ha un indotto importante. Marcato, lo ha ripetuto prima, quindi si trova d'accordo con quest'ultimo utente. Mi trovo assolutamente d'accordo, siamo tra l'incudine e il martello. In questo momento difficile, in ogni caso, vedete, ogni giorno tra l'altro sta cambiando leggermente la situazione, perché quello che era valido fino a ieri oggi già è visto su un'altra sfaccettatura. Quello che dice un virologo il giorno dopo lo dice un altro e lo dice il terzo in maniera completamente diversa dal primo. Quindi in realtà è un virus di cui sappiamo poco, che pian pianino stiamo imparando a combattere, perché ho dei rapporti con alcuni virologi, insomma, mi stanno dicendo che stanno imparando a combatterlo. Ci potrebbe essere qualche notizia positiva a breve, e i tempi sono abbastanza lunghi. L'importante è comunque che il governo capisca che in questa maniera sta facendo, se veramente applica queste normative, sta rischiando di far morire un intero settore che vale non 50, 100, 150 mila persone, ma vale almeno 1.200.000 persone, tra imprenditori, collaboratori e persone che lavorano, insomma, a tempo determinato. Quindi è un settore importantissimo e vitale per noi. Assolutamente. Ci sono alcune statistiche che parlano addirittura di un comparto che fattura, diciamo, un volume d'affari di 50 miliardi, oltre 400.000 imprese in Italia, quindi stiamo parlando di numeri veramente, veramente alti, e insomma ci auguriamo che intanto arrivi la possibilità di riaprire in sicurezza il 18 maggio, questo lo sapremo soltanto, ha ricordato oggi il presidente della regione Zaia, a fronte, diciamo, del nuovo DPCM che firmerà il presidente Giuseppe Conte, perché alla luce di quello ci saranno le ordinanze regionali che diranno cosa aprirà o cosa no. Tra queste aperture auspicate ci sono sicuramente i ristoranti e le attività che ricordavo prima, centri estetici, parrucchieri, barbieri e non solo, e negozi vendita al dettaglio, per esempio pensiamo all'abbigliamento, a negozi chiusi insomma da mesi anche per loro. Sì. Quindi al di là di questo ci auguriamo che riparta il settore. Ringraziamo Pietro Marcato, presidente del settore alimentare di Apindustria Confimi Verona, ringraziamo Gabriele Ferron, chef, ambasciatore del riso nel mondo e imprenditore del settore della riseria, ringraziamo Riccardo Corsato, imprenditore del banqueting. Insomma, auguriamo a tutti voi una piena ripresa del lavoro e ovviamente ci auguriamo che il settore continui a trainare l'economia locale e nazionale come ha fatto e ha sempre fatto. Grazie mille. Grazie. E buona salute a tutti. Avanti. Bene.